Dopo mesi di astinenza da pallone è toccato a Juventus e Milan tornare in campo per primi in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia e il risultato sul fronte del pubblico, seppur virtuale davanti alla televisione, è stato davvero sorprendente. Rai 1, il canale che ha trasmesso la diretta dell'evento, ha ottenuto infatti il 34% di share con 8.277.000 spettatori, conquistando così il top della serata. Nessun gol, soltanto uno 0-0 che però ha permesso agli uomini di Maurizio Sarri di passare il turno, eliminando i rossoneri di Stefano Pioli e approdando così all'atto finale del torneo, in programma mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma. Non provate a chiamare Arturo Vidal una contropartita economica. Il centrocampista cileno, oggi al Barcellona, si confessa in un'intervista rilasciata al Periódico de Catalunya, nella quale parla un po' di tutto, soprattutto del presente e del futuro. Negli ultimi tempi è stato a più riprese affiancato all'Inter, ma nella finestra invernale di calciomercato nulla si è concretizzato. Antonio Conte lo conosce molto bene e probabilmente lo accoglierebbe a braccia aperte. Con lui ho un buon rapporto, spiega Vidal, sa che sono un vincente e che di me si può fidare. Saremmo ormai ai dettagli in casa Milan nella definizione della trattativa che dovrebbe portare in Italia, più precisamente a Milanello, Pierre Kalulu, giovane talento che in Francia si sta mettendo in mostra tra le fila del Lione. Ventenne terzino destro prodotto del vivaio del club francese, avrebbe alla fine scelto i rossoneri per il suo primo contratto da professionista. Oltre Alpi, i giornalisti dell'Equipe sono sicuri, considerata la concorrenza in squadra, il Lione ha deciso di cederlo. Su di lui c'era anche il Bayern Monaco. Negli ultimi mesi e in alcuni stati, tutt'oggi, ben pochi settori sono riusciti a scampare all'emergenza mondiale causata dall'epidemia di Covid-19. Il virus ha avuto effetti anche in casa Roma. Non stiamo parlando di effetti fisici fortunatamente, ma piuttosto economico-finanziari. A parlarne il Financial Times, che fa luce sulla trattativa, al momento saltata fra il presidente del club James Pallotta e Dan Friedkin, che avrebbe dovuto consegnare la Roma nelle mani del magnate texano. Prima dell'emergenza le parti sembravano essere a un passo dalla chiusura, a fronte soprattutto degli oltre 700 milioni di euro messi sul piatto da Friedkin. Oggi l'offerta è calata per una cifra intorno ai 575 milioni. Il no che Pallotta avrebbe pronunciato sembrerebbe avere stupito anche persone all'interno del club. Per ora rimane tutto fermo con la banca d'affari Goldman Sachs, che è tornata alla ricerca di nuovi potenziali investitori.